È stato lo stratega dell'operazione Marco Zambuto al di sopra dei partiti, al fianco del sindaco fin dalla prima ora, a parte un breve periodo come assessore e vice sindaco. Adesso le dimissioni, un gesto maturato da tempo e formalizzato ufficialmente oggi, ma Zambuto garantirà appoggio umano e politico. No, era una decisione che avevo preso da tempo, anzi l'avevo un po' rallentata anche su invito del mio sindaco. Io ultimamente avevo una intenzione forte di ritornare a scuola, anzi c'ero tornato, tant'è che non facevo mancare più la mia presenza in classe neanche per i permessi amministrativi. C'è un momento nella vita nel quale bisogna assumere anche, prendere delle decisioni drastiche. Io ringrazio il sindaco dell'onore, della fiducia che ha riposto in me in questi 4 anni. Rimango vicino a lui, a collaborarlo, anzi mi preparo a fargli da privato cittadino quella campagna elettorale che merita. Questo è il sindaco, secondo me, lo dico ora che me ne sono andato, veramente migliore che questa città abbia mai avuto. Persona straordinaria, onestissima, che ha lavorato solo ed esclusivamente nell'interesse della città. Io ho avuto un punto di osservazione privilegiato nell'assistere a come lui, senza l'aiuto di nessuno, ha tentato di portare avanti questa città. Io non vorrei che, ma non accadrà, che gli agrigentini si lasciano prendere dalla sindrome del coccodrillo che sbrana dopo averli partoriti i suoi figli, tutt'altro, perché Marco è il primo sindaco della storia ad essere stato scelto dagli agrigentini, non dai capibastone, non dai potentati politici, che ha fatto solo gli interessi della città. Questo lo dico ora che me ne sono andato ed è stato circondato in questi mesi da una giunta di persone assolutamente per bene straordinarie che ringrazio tutti. Un gesto, quello delle dimissioni, che nasconde anche un certo dissenso sulle attuali vicende politiche. Beh, probabilmente nel mio inconscio una componente di questo tipo c'è, il vedere come spesso chi fa politica non lo fa per l'interesse comune, per l'interesse pubblico, ma lo fa per interesse personale. Talvolta c'è di peggio, assistiamo in questi giorni, e spero che non sia vero, ad indagini della magistratura che fanno allontanare ancora di più la gente dalla politica. Io ritengo che bisognerebbe ridare prestigio alla politica con delle persone che non lavorino solo per avere il portafogli pieno, in maniera legale o addirittura certe volte illegale.